Interventi del pubblico, abbiamo qui il nostro candidato sindaco Angelo Tappa. Io desidero ringraziare il PDL per la fiducia che mi ha dato il senatore Scarpa, e devo dire io sono candidato al PDL perché sono iscritto al PDL, quindi sapere che il PDL unito, forte, assieme alla lista civica, assieme alle altre liste che dovranno lavorare, ci permetteranno di diciamo, superare quel gap che abbiamo vissuto purtroppo l'altra volta. Però questi 6 mesi sono stati anche 6 mesi di formazione politica, non abbiamo vinto, ma non abbiamo neppure perso, perché alla fine in questi mesi non c'è Bertoncello che amministra, e l'assenza di Bertoncello diciamo, dagli uffici comunali sta facendo emergere delle situazioni che in fondo danno l'idea, ricordate la favola del Re Nudo, nessuno aveva il coraggio di dirlo, però appena era uscito dal palazzo qualcuno ha detto: ma guarda, questo è nudo. Ecco, il caso del Santa Cecilia è un caso emblematico, cioè restando in amministrazione avrebbe coperto, rinviando chissà quando poi i debiti, perché poi la logica è quella di rinviare i debiti, avrebbe coperto questa situazione di vero tracollo di un'istituzione. E non è un caso che poi alcuni uomini si fossero dimessi subito dopo quell'assemblea. Il deputato Bruno Martella è scappato, il rappresentante della Cassa di risparmio di Venezia è scappato, e con lui è scappato l'impegno che la Cassa di risparmio di Venezia, cioè che la Fondazione Venezia con Euterpe garantiva la continuità della scuola. Questo per dirvi come per motivi veramente elettorali in pratica ha messo a repentaglio una tradizione centenaria di Portogallo. Portogallo nella cultura ha una tradizione, noi parliamo di lirica, pensiamo alla lirica come qualcosa di lontano, guardate che dall'800 ai primi del 900 Portogallo aveva una stagione lirica tra le migliori del Veneto, cioè non aveva Verona non c'era ancora, ma aveva una tradizione lirica che era pari a quella della Fenice e del Verdi di Trieste. Cioè qui il Santa Cecilia era nato per garantire i cori e gli orchestrali di supporto alle orchestre che venivano a fare la lirica. C'è una storia, una tradizione culturale fortissima. Ecco, dei motivi elettorali, degli interessi personali non hanno esitato a mettere in dubbio, in crisi anche questo.